Uno tsunami di novità. Andiamo per ordine. Racconta l'album. Allora, l'album, iniziamo dall'album. Qualche settimana fa, parliamo di 2 settimane fa, no? Non tanto, sono stato a New York. Sono stato a New York e volevo raccogliere delle idee in studio. Ho preso uno studio di registrazione per una settimana e attraverso Instagram, i social network e anche alcuni contatti che avevo in città ho coinvolto dei musicisti diversi dell'area di Brooklyn, del Queens, di Harlem e ho fatto delle session in studio con loro in uno studio vintage, quindi completamente analogico, con un nastro 16 piste degli anni 60 con degli strumenti formidabili, vabbè, e ogni giorno sentivo che nascevano delle cose, che non erano però degli appunti come era nella mia intenzione, ma erano proprio delle canzoni finite, anche un po' imperfette, con degli errori dentro, ma degli errori belli, degli errori vivi. In un mondo di musica perfetta, no? Di autotune, di grande tecnologia, di strumenti digitali che ti permettono di correggere tutto e di far cantare tutti come se fossimo degli usignuoli. In realtà l'idea di fare un disco così, un po' istintivo e di cogliere quell'istinto e di fotografarlo, mi è piaciuta. Ho sentito che quello era un disco, è un disco. Sono tornato in Italia e ho detto pubblichiamolo così com'è, non tocchiamolo, è perfetto nel suo essere imperfetto, e quindi l'ho chiamato New York Cherubini perché è un disco che sente molto la città, non poteva nascere da nessun'altra parte e quindi ha un'identità legata proprio alla grande mela, no? La città delle città, New York. Ci sono dentro i suoni della città, c'è dentro la musica del mondo. New York è un crocevia di musica, di suoni, c'è il Brasile, c'è la cumbia, c'è l'Amazzonia, c'è la salsa, c'è il funk, c'è addirittura un pezzo fatto con un musicista indiano, proprio del Punjabi, che vive a Brooklyn, che è uno formidabile, e niente, è un bel disco.